sicuramente variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in un giorno abbiamo avuto il peggio e il meglio di Donald Trump, l'alfa e l'omega del discorso, della narrazione, anche della postura politica di un personaggio che sicuramente, questo possiamo concordare tutti, è allergico alle sfumature, è allergico ai non detti, ai bizantinismi, diciamo. Il peggio sta ovviamente nell'uscita, nell'attacco scomposto, nei fatti ingiustificato in questa misura e sostanzialmente indifendibile che il presidente americano ha rivolto a Papa Leone XIV, definito un debole, uno che non capisce sostanzialmente nulla di politica estera, non era in nessuna lista, è stato messo lì solo perché era americano, insomma un attacco molto pesante che può avere delle spiegazioni, non delle giustificazioni nel retrobottega della politica internazionale. È sicuramente vero che Papa Leone, facendo il Papa, ha fatto una cosa che faceva anche Wojtyla rispetto alle guerre di Bush, cioè ha difeso l'intangibilità sacra della pace da un punto di vista evangelico rispetto alle iniziative di Trump, e fin qui nulla questio, nessuna notizia anche ha fatto il suo. È vero che non abbiamo ancora udito parole chiare, per esempio, sulla orrenda repressione condotta dal regime degli Ayatollah, che nutre una piovra terrorista che in Libano, che nella stessa Palestina macella anzitutto spesso i cristiani, o non abbiamo ancora udito parole chiare sulla natura del regime cinese, sulla sua abitudine a perseguitare i cristiani, forse per l'influsso permanente del cardinale Parolin, no? Che è l'architetto del disgelo verso Pechino. Tutte queste sono considerazioni geopolitiche che possono essere sullo sfondo delle intemerate di Trump, e molte di queste chi vi parla le condivide, ma rimane il fatto che quell'intemerata non si fa così, non la si accompagna col post grottesco di Trump in veste da Papa, se non addirittura con rimandi cristologici intento a guarire, no, un uomo come se addirittura si evocasse una sostituzione di figure, diciamo, ma non si fa non solo per una questione formale. A quei livelli le questioni formali sono molto importanti, ma anche per una questione sostanziale. Non si attacca il capo della Chiesa, il vicario di Cristo in terra, se la propria agenda politica ha ai primi posti, no, la difesa di quell'identità, anche la propria azione sullo scacchiere internazionale. Nessuno glielo riconosce, ma Trump è l'unico che ha contrastato e contrasta la caccia al cristiano che c'è in molte zone dell'Africa, Nigeria in primis. Se tu rappresenti tutto questo da un punto di vista della politica culturale, a maggior ragione non attacchi in quel modo il Papa. Quindi uscita indifendibile al mattino italiano, diciamo, del presidente americano. Nelle ultime ore a nostro giudizio invece è stato battuto un colpo di trumpismo nel senso migliore. Parliamo del negoziato, non negoziato con la Repubblica Islamica degli Ayatollah, perché una repubblica islamista che ha la missione escatologica, no, di esportare l'apocalisse islamica e che urla morte all'America e morte a Israele, è difficile si sieda autenticamente al tavolo dei negoziati, come già diceva un tizio che si chiamava Kissinger. Ebbene, è attivo da poco il blocco degli Stati Uniti, il blocco navale dello stretto di Hormuz, blocco navale imposto all'Iran, ribaltando le carte in tavola, girando contro i Pasdaran il loro stesso utilizzo strategico dello stretto, prendendo atto dell'impossibilità del negoziato, senza scatenare l'apocalisse, senza scatenare la guerra di massa, ma con un provvedimento specifico strategico. Il blocco prenderà di mira tutte le navi che entrano e escono dai porti iraniani attraverso il Golfo, lo stretto di Hormuz. Questa mossa causerà perdite giornaliere di circa 435 milioni di dollari alle esportazioni iraniane, infliggendo quindi un colpo mortale a un sistema di potere ed economico già palesemente in difficoltà. Il blocco infatti
fermerà sostanzialmente le esportazioni, interromperà le importazioni anche ovviamente, rischia di provocare carenze energetiche pesanti anche alimentari e anche di accelerare il collasso del rial, la moneta iraniana, che era già ai minimi storici, uno dei motivi che ha causato tra l'altro la sollevazione popolare di gennaio. In meno di 2 settimane l'Iran potrebbe essere costretto a fermare la produzione perché le scorte di petrolio potrebbero riempirsi. Colpo mirato ma al cuore energetico e strategico della Repubblica Islamica, la stessa che, dice Trump e ha ancora ragione, non può avere l'arma nucleare in nessun mondo possibile. Tra l'altro, per inciso, tra gli obiettivi strategici di un'arma nucleare in mano a uno Stato islamista terrorista figurerebbe sicuramente San Pietro, per tornare all'argomento di prima, ma dà un colpo anche alla Cina. La Cina dipende dal transito che passa da Hormuz per circa il 45% delle sue importazioni di petrolio, quindi col cavolo che la Cina è il regista del negoziato e ha messo Trump nell'angolo. Con questo blocco avviene l'opposto, si crea un grosso problema alla Cina dopo che le si è tolta anche l'arteria energetica che passava dal Venezuela, e quindi in una mossa sola si crea la difficoltà e si creano, speriamo, le condizioni perché collassi uno dei più orrendi totalitarismi del mondo, quello degli Ayatollah, e si crea un grosso problema al vertice dell'asse delle autocrazie, se non volete chiamarlo del male, che è la Cina comunista. E questa sì è un'ottima, è una sintesi di ottime notizie. In un giorno il peggio del peggio di Trump e il meglio del meglio su Hormuz. Sicuramente non è un presidente che fa annoiare. Grazie a tutti, a domattina.